La novena ogni sera, la festa in piazza nei giorni del Triduo, la lotteria, l'offerta dei fiori, la celebrazione solenne e poi la processione con la tradizionale sparata. La festa di San Siro a Santa Margherita Ligure, nonostante la pandemia, è tornata al clima di famiglia e di fraternità che la caratterizza da sempre. In questi 2 anni di fatica abbiamo cercato di far sentire innanzitutto attraverso il dono della preghiera la vicinanza ai nostri anziani, la nostra vicinanza alle persone sole, la vicinanza anche a chi ha attraversato dei lutti. Ci sembrava bello e importante nei giorni della festa ricordare un pastore, Don Enrico Molfino, nel 50° anniversario della scomparsa. Questo perché ci indica un po' il segno, di fedeltà del Signore che passa attraverso anche i pastori. E allora abbiamo pensato con il gruppo che ha organizzato i vari momenti della festa a ricordarlo proprio il sabato, era il giorno proprio esatto, proprio alla vigilia della festa, quindi ci sembrava bello ricordarlo nella celebrazione dell'Eucarestia, per dire un po' grazie al Signore dei pastori, ma per imparare un po' come Don Molfino ha insegnato a tanti adulti a vivere nello stile del servizio. Nella riflessione proposta durante la messa, il vicario generale Don Stefano Mazzini ha invitato a non separare fede e vita e a mettersi insieme per generare forme creative di carità. Stiamo vivendo i vari momenti, tutti completi, di questo siamo contenti, però la cosa principale è l'aver riscoperto la gioia dello stare insieme, sia nei momenti celebrativi, sia nei momenti di fraternità e sia anche nei momenti di svago sul piazzale della chiesa. In serata la tradizionale processione per le vie del quartiere, è tornata anche la sparata realizzata dal comitato che quest'anno, grazie ad una ricostruzione accurata, ha voluto una bandiera con l'immagine del santo. Come ho richiamato nella celebrazione breve con i bambini, il segno della bandiera è il segno che ci deve richiamare a fare memoria, con memoria del passato, una memoria che diventa segno, una memoria che diventa vicinanza, ma una memoria che oggi deve diventare impegno concreto per ciascuno di noi nei servizi della comunità parrocchiale. Abbiamo avuto dei documenti da Ambrogio Pellerano, suo padre ha costruito i mortaretti, i primi del 1930 e siamo andati avanti con quei documenti lì. Ecco. L'immagine che c'è è quella là, ecco, è grande perché il simbolo è quello chiuso. Quello che facciamo per San Siro, per la comunità, tutto.